La nuova programmazione di sviluppo rurale per il Veneto prevede nel complesso oltre 1 miliardo di euro da destinare al settore primario, mettendo in sinergia 510 milioni assegnati al Veneto dal Fondo Agricolo dell'Unione Europea per lo sviluppo rurale, 471 milioni cofinanziati dallo Stato, 202 milioni dalla Regione. Il piano stabilisce obiettivi e strategie di investimento, individuando una rosa di 44 misure finalizzate ai programmi di qualificazione e innovazione del settore primario e dell'ambiente. Ci sono 500 milioni di euro per la montagna veneta in senso generale, quindi sono tanti soldi, devono essere spesi bene. Ci sono delle misure proprio specifiche per la montagna, specifiche anche per la ruralità, per quelli che vivono in montagna e anche per l'applicazione del territorio dei famosi gruppi di azione locale definiti GAL. Sottolineato come si tratti del primo vero segno concreto di applicazione dello Statuto regionale. Diamo la facoltà e la possibilità alla provincia di Belluno di farsi dei propri bandi, quindi di fotografare proprio le esigenze specifiche del territorio, metterle per iscritto, fare un bando specifico e su alcune misure del piano di sviluppo rurale proprio far partire il bando dalla provincia di Belluno anziché farlo partire da Venezia.